Lo Spezia per chiudere il girone di andata in maniera perfetta, 14 su 14 il Moncalieri per riprendersi il secondo posto in classifica e poi puntare dritto alla capolista bianconera. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e benvenuti al Colli di Luni. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la 15ª ed ultima giornata del girone di andata di Serie C femminile e Spezia Women Moncalieri. È il big match della 15ª giornata del girone A, ma è anche il grande match tra i due mister Roberto Salterio e Maurizio Ferrarese, due giganti di questa categoria. Partiamo dal tecnico delle Aquilotte, lui che ha già vinto 3 campionati di questa categoria, quindi diciamo è uno che lo conoscono e anche bene. 3 campionati con l'Academy Pavia nel 2022-2023, con il Corte Franca 2020-2021 e con la Rio Zese 2018 e 2019, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Sono state presenti anche importanti appunto le dichiarazioni dello staff, della dirigenza all'inizio anno. È stata anche una cosa molto mirata, vogliono la promozione in Serie B, sono arrivate tante calciatrici, appunto anche un grande tecnico come Roberto Salterio. Dall'altra parte sponda rossoblu il Moncalieri con Maurizio Ferrarese, lui che guida queste ragazze dal 2 ottobre del 2023, quando è stata neopromossa la squadra appunto del Moncalieri. Lo scorso anno è arrivato terzo in campionato e per certi versi si parlava anche di un primo posto che comunque poteva conquistare la promozione in Serie B. Lui che lo conoscono anche nei campi di Serie A, dato che ha vestito la maglia di Torino e in Serie B di Vicenza e Alessandria. Grande stagione quella dello scorso anno, oggi anche terza posizione, a -1 dalla seconda Prosesto e da -6 dalla capolista appunto lo Spezia. Sarà il primo dei 3 match di questa stagione tra le due squadre, perché il 15 di gennaio c'è stato il sorteggio per quanto riguarda gli ottavi di finale di Coppa Italia e l'ultimo ottavo sorteggiato è stato proprio Moncalieri Spezia. Non si giocherà qui, si giocherà nella provincia piemontese alla via dei Confalonieri il 2 di marzo. Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda il girone A, che vede appunto la Spezia governare con 39 punti, Prosesto 34, Moncalieri 33, Real Meda 25, Lesmo e Angelo Baiardo 22, con l'Angelo Baiardo che ha una partita in più, infatti in questo turno riposerà. La Zale Solbiatese 21, Bule Bellinzago 17, Tarros insieme al Monterosso 16, Independiente Ivrea 14, Sedriano 11, Formello 5, Women Torres 4 e Blues Pietrasanta 0. Il calendario per quanto riguarda quest'ultima giornata vede Women Torres Real Meda, Blues Pietrasanta Formello, Bule Bellinzago Lesmo, Sedriano Solbiatese, Monterosso, Independiente Ivrea, Prosesto, Tarros, Spezia appunto Moncalieri e riposa per quest'ultimo turno l'Angelo Baiardo. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi dritti per il primo tempo di Spezia Women Moncalieri.
Bentornati amici della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque sarà prima contro terza, sarà Mister Salterio contro Mister Ferrarese, ma sarà anche il duello tra i due reparti offensivi. Governano Codeca e Parodi, 32 gol in due, appunto 21 per Codeca, che comanda la classifica marcatori non solo del girone A ma proprio di tutta la categoria, di tutta la Serie C. Parodi invece subentrata quest'anno tra le Aquilotte dopo aver passato l'ultima stagione in Serie B con il Genova, lei che comunque ha un curriculum di tutto rispetto, con 2 campionati vinti appunto di questa categoria. Codeca certamente non ha bisogno di presentazioni, più di 300 gol tra eccellenza e Serie B e anche uno in Serie A quando vestiva la maglia dell'Atalanta, lei che ha un passato nel calcio a 11, ha un passato anche nel basket, poi all'età di 24 anni è tornata a calpestare i campi di erba sintetica appunto del calcio a 11. Dall'altra parte invece abbiamo Mellano e Ceppari, 7 gol per entrambi. A proposito di Ceppari, ha segnato lo scorso anno in casa quando ha vinto il Moncalieri per 1-0 contro la Spezia, mentre invece la gara di andata è stata a favore delle bianconere, 2-0 nel segno di Ciccarelli e Buono. È scomparso anche il sole qui alla Spezia dopo che abbiamo assistito a una mattinata molto soleggiata con parecchio vento. Ora qui il campo si è incupito, ora ci sono tantissime nuvole sopra di noi. Entrano in campo le calciatrici bianconere, ovviamente chi si metterà in panchina. Stiamo attendendo anche l'ingresso in campo del Moncalieri. Andiamo con le formazioni in casa Spezia, con Sensi a difendere i pali, 5 gol subiti per lei in queste 13 partite di campionato. Lehmann e Fagol le due centrali, Pozzi a destra, Monetini a sinistra, Capitan De Zotti in cabina di regia, al fianco Lovecchio e Ciccarelli e infine Buono dietro a Parodi e Codeca. A disposizione per mister Roberto Salterio Basile, Deschamps, Costantini, Barazza, Duce, Scattina, Manea, Lombardo, Del Freo, Vacchino, Passalacqua, Sansevieri e De Hima. Per quanto riguarda invece il Moncalieri, Milone in porta, difesa solita a 3 con Petroz, Aimetti e Tamburini, Burala con il numero 6 a governare il centrocampo, al suo fianco Gonsalves e a Cornero, poi Repetti, Gueli e Ceppari a sostegno dell'unica punta Mellano. A disposizione per mister Ferrarese, Basile, Tairai, Correale, Miglionico, Levis, Schipa, Penna, Nicco e il nuovo acquisto Claire Deschamps, difensore classe 2000, a mettere un po' di roccia lì dietro, ma è una non solo forte fisicamente ma anche rapida di pensiero. Intanto qui si attende ancora l'ingresso in campo del Moncalieri. È entrato il tecnico rossoblu Roberto Ferrarese, ha rinnovato fino a fine stagione, chissà se magari sarà seduto nella stessa panchina dove ormai c'è da quasi 2 anni anche la prossima stagione. Lui che ha preso appunto questa squadra il 2 ottobre del 2023 e contro ogni pronostico l'ha portata al terzo posto anche adesso. Lo scorso anno il Moncalieri è finito sopra proprio la Spezia, una differenza di 8 punti, 66 per le rossoblu, 58 invece per le bianconere. 13 vittorie in 13 partite per lo Spezia, 5 gol subiti solo dalla Blues Pietrosanta, dalla Sedriano, dalla Bule Bellinzago, dall'Angelo Baiardo e dall'Indipendiente Ivrea. 10 vittorie invece, 3 pareggi per il Moncalieri contro Prosesto, Solbiatese e Formello. Viene da 3 vittorie consecutive il Moncalieri, Real Meta, Tarros e Indipendiente Ivrea, e poi c'è stato l'ultimo incontro, il riposo per quanto riguarda le rossoblu. Sono state anche scavalcate dal Prosesto che attualmente si siede
in seconda posizione a +1 dal Moncalieri, a -5 dalla capolista Spezia. Squadre che ora entrano in campo. Arbitra il signor Cosimo Papi di Prato, i due assistenti invece provengono dalla Spezia. Si tratta di Riccardo Mergoni e di Alessia Arpignano, squadre che ora si incamminano verso il cerchio del centrocampo per il solito rito prepartita. L'applauso di tutto il pubblico. Sono fatti sentire i tifosi della Moncalieri prima, ora invece si fanno sentire forte e chiaro i tifosi dello Spezia. Sognano una promozione storica per la Serie B. La società ha investito tantissimo in quest'estate. Mi viene in mente Giulia Parodi, per lei 11 gol e 2 assist in 13 presenze. Poi anche mister Roberto Salterio ha sposato questo progetto dopo tantissimi anni in Serie B. Insomma, se una società si affida a un allenatore che ha allenato per lo più in Serie B e ha vinto 3 campionati di Serie C, mi viene solo da pensare che sognavano il primo posto già quest'estate. Magari non così in maniera netta. 13 su 13, entra in campo il Moncalieri, il saluto dello Spezia. Le ragazze di Maurizio Ferrarese in maglia blu, in maglia bianca invece le Aquilotte di mister Roberto Salterio, che ora fanno il loro rito pre-gara. Suona la carica Martina Dezzotti. Lo Spezia si sistema in campo e toccherà il primo pallone di questa gara. Sarà Parodi a toccarlo. Ultimi check tra l'arbitro e i due guardalinei. Si aspetta solo il fischio d'inizio, che avviene ora, e allora inizia Spezia Women Moncalieri con il primo lancio lungo di Capitan Dezzotti a cercare gloria in avanti. Il pallone che finisce sulla tre quarti, con Buono che lo raccoglie intanto qui, lancia in profondità subito ad innescare i due centravanti. Para Milone, esce con le mani alte, possesso blu con Buralà, lancio in profondità per Mellano, primo pallone toccato. Il pallone però non è uscito, non c'è neanche fallo ai danni della numero 7, che guadagna comunque una rimessa laterale. 7 gol per Mellano, arrivata quest'anno la corte rosso-blu. Lancia in profondità a cercare la numero 18 Codeca, pallone che poi schizza ancora sui suoi piedi, non riesce però a confezionare il possesso. La squadra di Salterio vince Monetini sotto il suo pubblico, ma non riesce comunque a concretizzare l'azione. Ora va un po' a complicarsi la vita la difesa ospite e guadagna la rimessa laterale in zona difensiva. Partita aggredendo gli avversari la squadra di Salterio. Lanci in profondità giustamente a cercare Codeca e Parodi. Qui intanto governa Dezzotti, poi va a riprendersi il pallone e lo vince. Vince anche il contrasto, Dezzotti al limite dall'altra parte per Parodi, che non riesce a sgattaiolare tra le maglie avversarie. Conquista il pallone Buralà, poi Ceppari subisce la rimessa laterale. Allora ancora Spezia in avanti, rimessa affidata a Pozzi dalla zona destra del campo, classe 2002, ancora alla ricerca del primo gol stagionale, arrivata dopo 8 anni passati alla Solbiatese. Ha fatto comunque 3 assist in questa stagione. Moncalieri che ricomincia all'indietro,
possesso sporcato proprio da Codecà, rimessa per il Moncalieri, si fa vedere Repetti, il pallone infatti è per lei, lotta poi contro Lovecchio, vince calciatrice con il numero 9 sulle spalle, e allora rimessa in zona offensiva per lo Spezia, andrà Monetini a batterlo, si fa vedere Parodi, 2 tocchi e ancora da Monetini, poi prima Buralà, poi ottimo dribbling ma regala il pallone a Monetini, un po' di confusione sulla tre quarti dello Spezia, la prova a mettere un po' di ordine Mellano, aggancio buono, prova a girarsi, vediamo se gira tutto, Buralà, lei cambia gioco ma trova soltanto Pozzi per una diagonale perfetta, il pallone è sempre del Moncalieri, Repetti affonda sulla destra, poi sterza, cross dentro, il pallone che viene poi arpionato dalla difesa dello Spezia, ora cerca di portarlo via Buono, poi lo difende Codecà, lancia in profondità di Lovecchio, cercare la numero 22 Buono, si fa passare in avanti dai Metti, buona retroguardia per la numero 13, ora ricomincia il Moncalieri, perde il pallone però ne approfitta Ciccarelli, in avanti per Parodi, Parodi cross dentro, bravissima Buralà ad evitare la minaccia, occasione ghiottissima per Parodi sulla zona destra del campo, si era defilata bene Bianca Maria Codecà, era anche scivolata, il pallone che comunque finisce in out e in rimessa per lo Spezia. Lehmann, 3 gol in questa stagione per lei, Monetini, ancora dalla numero 4, Fagol, Pozzi, fa vedere Parodi, gioca a muro, poi lancia in profondità per Codecà che non riesce ad agganciare il pallone, esce ancora una volta bene Elisabetta Milone, fa suo il pallone, a giocare tutte la portiere classe 95 ex Pinerolo, intanto qui Mellano non riesce a confezionare il possesso per i suoi, Buralà, mettere un po' d'ordine, Petroz, Repetti, scavalca il centro del campo, poi Mellano è imprecisa ad allargare per il suo capitano Gueli, poi schizza sulla sinistra, attenzione perché poteva essere un'ottima azione per Accornero, bravissima ancora in chiusura Fagol, e poi a lanciare in avanti, a cercare la speranza che si chiama Bianca Maria Codecà, questa volta Aimetti chiude bene, rimessa laterale per lo Spezia che riconquista metri, si ripresenta in zona offensiva, ora rimessa per Pozzi, in avanti per Parodi, difende bene il pallone sulla carica di Ceppari, poi lo perde, allora possesso per il Moncalieri, Mellano ancora imprecisa, per sua fortuna c'è Gueli che è scalata all'indietro, prova a costruire il Moncalieri, poi alla fine perde il pallone in favore di Ciccarelli, ma il Moncalieri è ancora in possesso, Buralà che ha iniziato benissimo la gara, tanta gestione, tanta pazienza, tante buone tracce trovate, qui duello a centrocampo con Lovecchio che perde il pallone, allora Repetti, ancora la numero 19, sterza Gonsalves, Gueli, l'ultimo tocco è il suo e allora rimessa per Monetini, all'indietro la Lehmann, questo è stato il suo rinnovo, è stato ufficializzato sui profili social dello Spezia dicendo in maniera simpatica anche noi abbiamo la nostra Lehmann, non è Alicia ma è Clizia, fare riferimento alla calciatrice famosissima della Juventus. Ancora Lehmann, Monetini, non trova tracce interessanti lo Spezia in avanti, infatti questa traiettoria sarà ben chiusa, Gueli prova l'appoggio per Gonsalves, chiude ancora Capitan De Zotti e poi Pozzi lancia in profondità a cercare Bianca Maria Codecà a duello contro Aimetti, aspetta l'arrivo di Buono, non è stata servita bene la numero 22, allora Buralà perde anche lei il possesso, De Zotti con calma all'indietro, la fa gol,
Cambio gioco precisissimo. Monetini. Cercare ancora, ma non a trovare Codeka. Ora buona la spizzata. Parodi. Parodi. Fermata sul più bello da Tamburini. Pamilone con rapidità. Ora buona la spizzata. Parodi. Parodi. Fermata sul più l'avversario. Ora buona la spizzata. Parodi. Parodi. Fermata sul più bello. Gueli a duellare con Monetini. L'ultimo tocco questa volta della calciatrice bianconera. E allora rimessa laterale per il Moncalieri. Repetti. A vedere Gonsalves, poi Burala, ancora Gonsalves, Gueli, sarà toccata in maniera fallosa, arriva in un secondo momento il fischio del direttore di gara Papi. Allora calcio di punizione per il Moncalieri quando sono passati 8:30 sul cronometro, 0-0 tra Spezia Woman e Moncalieri. Ora Tamburini approfitta per dissetarsi, fare un breve colloquio con il suo mister. Punizione per il Moncalieri, solo Lovecchio in barriera. Gonsalves va sulla parallela, ecco la servita. Gueli, Gonsalves, uno sguardo dentro, carica il traversone. Lovecchio devia in calcio d'angolo e allora arriva il primo corner di questo pomeriggio, è a favore delle rossoblù. Gueli va a prendere il pallone, si avvicina anche Burala, cresciuta al Lione qui da quest'anno. Lo scambio tra le due, arriva il cross in aria, va benissimo la chiusura Parodi, poi prova a ripartire Lovecchio, a cercare Codeka, chiude ancora in maniera definitiva Petroz, poi altro lancio in profondità. Calcio di punizione per lo Spezia, fallo commesso da Gonsalves ai danni di Ciccarelli. Si è fatto subito sentire il direttore di gara, non vuole farsi sfuggire per nulla al mondo questa partita. Monetini prende il fondo sinistro, arriva il cross, chiude ancora la difesa ospite, poi Lovecchio ricomincia all'indietro da Lehmann, Pozzi, De Zotti, per un pizzico non perde il possesso in una zona molto pericolosa. Alla fine Burala, lei lo perde, poi ci prova Bianca Maria Codeka, murata ancora, allora Burala perde nuovamente il possesso, scavetto in avanti, liscia Aimetti ma non Tamburini. Allora Mellano a dare una mano alle sue compagne, lancia in profondità, sbaglia qui, fa gol, occasione per Gueli! Il Moncalieri è in vantaggio con il suo capitano Pamela Gueli, è 0-1. Errore di Fagol e non di Lehmann, punisce Gueli, il suo quarto gol in campionato, il quinto in stagione, sblocca il match al minuto 12 sul cronometro. Spezia 0, Moncalieri 1. E chi, se non Pamela Gueli, nelle partite importanti si fa sempre sentire. Bucata Sensi per la sesta volta in stagione, rimane comunque la miglior difesa del campionato, la squadra di Roberto Salterio. Ma ora vediamo come reagirà lo Spezia. Tanto il possesso del pallone, viene incontro Parodi, De Zotti oscilla verso la corsia mancina per Monetini, uno sguardo in mezzo, poi va all'indietro la Lehmann, poi fa gol. Tutto il Moncalieri dietro la linea del pallone, lancio in profondità,
Ne approfitta Lovecchio, ma è bravissima a strappargli via il pallone Tamburini. Lancio in profondità, cercare Gueli. Ottima lettura di Lehmann, rimessa laterale per il Moncalieri. Repetti con le mani, si fa vedere Pamela Gueli. Ancora Repetti. Burala, passaggio un po' così e così. Aimetti senza tanti complimenti, scaraventa il pallone più lontano che può. Rimessa Spezia. Lehmann fa gol. Torna sulla corsia di destra da Pozzi. Lancio in profondità verso la terra di nessuno. Può addomesticare bene Milone. Spezia che ha iniziato bene a governare il campo, a cercare più di una volta i lanci in profondità verso Codeca in primis e poi anche su Parodi. Finora perfette Aimetti, Tamburini e Petroz. Tanto qui con eleganza Aimetti. Poi Burala, la seconda volta non è quella buona per innescare Ceppari. Bene la chiusura, fa gol. Rimessa laterale in zona offensiva per il Moncalieri. 14° minuto sul cronometro. Spezia 0, Moncalieri 1. La sta decidendo finora Pamela Gueli. Mellano costretta ad andare all'indietro con calma. Petroz e poi Milone in profondità, cercare la velocità di Gueli. Lehmann è in vantaggio, stop e poi l'ultimo tocco è della numero 4. Ottimo il pressing di Pamela Gueli. Moncalieri che si ripresenta dalle parti di Sensi. Ora sguscia via la numero 11 Ceppari. Arriva il cross, libera Lehmann, poi Repetti più in alto di tutti. Gueli all'indietro da Gonsalves, cercano addirittura la conclusione. Murata da Ciccarelli, poi bravissima a girare questo pallone Codeca, bravissima come Erika Gonsalves a chiudere la transizione delle bianconere. Rimessa Spezia. Monetini, Lehmann fa gol. Pozzi, De Zotti, possesso ancora bianconero, fa gol. Monetini, viene incontro Codeca, arpiona il pallone. Lovecchio prende le vie centrali, poi ottimo il pallone per Parodi, sporcato dai Metti, la fa sua Milone. Provvidenziale l'intervento della numero 13. Il pallone sarebbe giunto sui piedi della numero 19 Parodi. Sappiamo benissimo che da lì sa colpire, sa fare male. 11 gol in stagione per lei. Moncalieri che vince il duello a centrocampo. Lanci in profondità per Mellano. Bravissima Pozzi a prendere il pallone in avanti. Occhio perché c'è un po' di spazio per Buono. Poi Codeca col mancino sul fondo. Eccola Bianca Maria Codeca. Se non ho visto male, forse è stato anche segnalato il fuorigioco. Alzato la bandierina l'assistente Alessia Arpignano, ma si riprenderà comunque dalla rimessa dal fondo per Milone. Rimessa al fondo imprecisa, regala il pallone agli avversari. Allora Pozzi velocemente rimette il pallone in campo a cercare la numero 19 Parodi che sguscia via l'avversario. Parodi, arriva il cross, non c'è stata una deviazione. Allora rimessa dal fondo per il Moncalieri. Siamo entrati nel 18° minuto di questa gara. Ora Milone sbaglia ancora il
il cross, poi Burala anche, allora rimessa laterale per lo Spezia. Buono, prova a girarsi e lo fa bene, trova De Zotti, cerca il filtrante per Ciccarelli, per Lovecchio, scusate, pallone che non finisce sui piedi della numero 9. Allora altra, ennesima, mi viene da dire, rimessa dal fondo per il Moncalieri. Codecà in forte pressing, altra rimessa per il Moncalieri, Bianca Maria Codecà, lo conosciamo bene, 21 gol in stagione, 3 assist in 13 partite disputate, tutte fin qui. Stavolta il lancio di Milone è buono, Mellano viene incontro, vedete come è un 3-3-3-1 il modulo del Moncalieri, ma spesso e volentieri Mellano accorcia e dalla destra, dalla tre quarti, scusate, Gueli va a prendere il posto di prima punta. Tanto qui possesso per lo Spezia con Pozzi sulla destra, arriva il cross a cercare in maniera corta Codecà, qui poi va a sporcare Parodi, riesce comunque ad uscire bene il Moncalieri. Ancora Mellano a farsi vedere, buon appoggio per Burala, triangolazione a 3 per il Moncalieri, c'è qui Repetti sulla destra che vorrebbe il pallone perché ha una prateria davanti a sé, si corre comunque sulla sinistra, passaggio all'indietro, Gueli, Sensi, è una minaccia Pamela Gueli. Secondo tiro del Moncalieri, questi 19 minuti, entrambi avvenuti sui piedi deliziosi della numero 10. Fa gol Lehmann, Monetini a 3, attacca lo Spezia, qui perde il pallone Monetini, allora Gueli per Gonsalves, passaggio un po' così e così, Burala, conquistare il pallone a centrocampo, Repetti, perde il pallone, poi lo scaraventa buono in rimessa laterale, out a favore del Moncalieri che con calma, difendendosi in maniera impeccabile, riesce comunque a costruire e a presentarsi alle parti di Sensi. Gueli stavolta perde il pallone, poi commette anche fallo, si accende qualcosina tra le due numeri 10, Gueli da una parte, Ciccarelli dall'altra, qualche parola forse volata anche a distanza, troppo agonismo di Gueli, è stato punito dal direttore di gara. De Zotti sul punto di battuta, 5 maglie bianco-nere sulla tre quarti, De Zotti preferisce accomodare Lehmann, poi ancora la numero 30, trova Lovecchio di seconda, cerca ma non trova Parodi che poi per un attimo aveva riconquistato il pallone, qui Mellano lo difende benissimo e fa salire la squadra conquistando un calcio di punizione. Chiede calma il tecnico Maurizio Ferrarese dalla sua panchina, credo sia soddisfatto di questi primi 21 minuti delle sue ragazze. Triangolazione per Gueli, va a chiudere questa volta Pozzi, conquista una rimessa laterale, sarà affidata a Ceppari, lei che ha già punito lo Spezia lo scorso anno in casa vincendo per 1-0. Il suo cross non va a buon fine, allora De Zotti in dribbling, trova buono, ora si distende lo Spezia, c'è Codecà sulla sinistra, a destra Parodi, il pallone è per quest'ultima che non ci arriva, passaggio un po' veloce, forte della numero 22, poteva essere, anzi doveva essere sfruttata in maniera migliore il contropiede dello Spezia. Aveva anche Codecà sulla sinistra, sarà accontentata ma non trovata Parodi invece sulla destra.
Allora Milone a lanciare in profondità, prende un'altra volta una calciatrice dello Spezia, poi Buralà perde il possesso e non vince neanche la rimessa laterale sul confronto con Parodi. De Zotti con calma gira verso sinistra per Monetini, uno sguardo dentro, prende la corsia centrale, poi va alla conclusione, destro che termina abbondantemente fuori. Ci ha provato comunque Monetini al 23esimo minuto. Ricordiamo il punteggio: Spezia 0, Moncalieri 1. Il sigillo finora è di Gueli, che ha trovato il quarto gol in campionato, il quinto in stagione, dopo aver segnato anche in Coppa contro l'Indipendiente Ivrea. Rimessa lunga di Milone, Buralà a vincere sulla tre quarti, poi il pallone per Ciccarelli, viene travolta la numero 10, non gli viene fiscato il fallo, allora filtrante per Mellano, troppo lungo, che esce fuori dal rettangolo di gioco. Allora rimessa per lo Spezia, ovviamente andrà a battere Pozzi. Bene questo primo tempo per la numero 14 di Salterio. Tanto Mellano riesce a sgusciare via il Moncalieri in zona offensiva, mette un po' d'ordine Lehmann e poi sguscia via un'altra volta lo Spezia con Buono, stavolta va contro tre maglie avversarie e perde il possesso. Gueli non filtra il pallone, Buralà, possesso sempre per il Moncalieri, qui non riesce a vincere il possesso a Cornero, si era trovata sulla tre quarti campo, stava vedendo lo specchio della porta, poi è stata sovrastata dall'avversaria. Monetini, De Zotti in cabina di regia, alza la testa e trova Codeca, si fa sentire da un paio di minuti. Intanto qui arriva il primo cartellino giallo del match, se lo prende Repetti. Terza punizione questo pomeriggio, la seconda per lo Spezia al 25esimo minuto. Ora vanno tutte a riempire l'area di rigore tranne Lehmann e Fagol. Qui il pallone di De Zotti non trova beneficio e allora ci prova da fuori. Buono tra le braccia di Milone, arriva un altro squillo dello Spezia dopo i due affondi di Giulia Parodi sulla destra, che non hanno trovato però una conclusione. Qui Milone con rischio, Repetti poi sbaglia, Monetini ricomincia all'indietro da Lehmann, Fagol, lancio in profondità, è millimetrico per Lovecchio che non riesce a custodire questo pallone. Repetti fa bene la chiusura, rimessa laterale per lo Spezia. Monetini, Codeca contro due avversarie, poi Monetini cerca gloria in avanti, una seconda chance, Lovecchio qui murata forse con il piede alto, Buralà, rimane a terra Lovecchio, non c'è calcio di punizione. Intanto qui rischia lo Spezia, Fagol questa volta è impeccabile in retroguardia, si era avventata come un falco Mellano nel tentativo di scippargli il pallone e presentarsi dalle parti di Sensi. Mellano, Gueli, guarda la porta, finta, poi non riesce la doppia per la chiusura di Ciccarelli. Qui De Zotti non trova la sua collega Lovecchio sulla zona sinistra del campo. Martina De Zotti, cresciuta in Argentina nelle giovanili del Boca Junior, terza stagione d'Aquilota per lei. Qui trattenuta di maglia un po' vistosa da parte di Erika Gonçalves e calcio di punizione per lo Spezia. Classe 2002, Erika Gonçalves ha segnato una rete in qualificazione per quanto riguarda gli europei del 2025. Qui Parodi di testa non trova Codeca, trova ancora una volta i guantoni di Elisabetta Milone. Va al rinvio,
cerca Repetti, vediamo se addomestica questo lancio. L'ultimo tocco è di Monetini, conquista comunque la rimessa laterale. Repetti con calma, c'è Gonsalves lì vicino, preferisce andare da Mellano, controllo buono, scarico anche meglio se possibile. Gueli, Gonsalves, qui sporca Monetini e De Zotti va a vincere il pallone sulla tre quarti. Poi fa gol Lehmann, giro palla dello Spezia verso Monetini, un po' in difficoltà qui lo Spezia sul pressing asfissiante prima di Mellano e poi di Gueli. Altra rimessa in zona offensiva per il Moncalieri. Gonsalves perde la sfera, lo va a recuperare De Zotti, poi lancia in profondità per Parodi, ancora perfetta la difesa del Moncalieri, partita preparata benissimo dal tecnico ferrarese. Lancia in avanti per Gueli, la sovrasta Lehmann ma il possesso è ancora rossoblu, poi viene toccata in maniera regolare per l'arbitro la numero 10 Gueli. Allora occhio al lancio in profondità, cercare Parodi, ancora Milone, impeccabile, e poi mette il pallone fuori per favorire e facilitare le cure mediche a favore del suo capitano. Non entra però lo staff medico. Ora il direttore di gara Cosimo Papi lo reclama ed ecco infatti che entrano i soccorsi per Pamela Gueli. Classe 90, giocato fino al 2015 con Torino, Roma e Juve, poi si è dedicata al calcio a 5 dove ha vestito la maglia dell'Academy Pescara. Nel 2020 dopo il Covid è tornata nel calcio a 11 vestendo prima le maglie del Pinerolo e poi nel 2023 quella del Moncalieri, lei che ha vinto l'Europeo Under 19 a Francia 2008 dove le azzurrine hanno trionfato. 4 presenze per lei, 3 gol in quel torneo. Storica doppietta in semifinale nel 4-0 contro la Svezia, è stata anche inserita dalla UEFA nella top 10 delle calciatrici migliori di quel torneo. Si è rialzata la numero 10, possesso Moncalieri, dopo che lo Spezia gli ha restituito il pallone messo fuori da Elisabetta Milone. Tanto qui un'altra rimessa, un paio di metri in più sempre per il Moncalieri. Si va a vedere Mellano, ecco la servita la numero 7, qui lo scarico non è dei migliori, buono, mette giù il pallone, poi ricomincia lo Spezia. De Zotti a mettere un po' d'ordine, lancio in profondità, cercare lo vecchio, Repetti fa benissimo la diagonale, poi Parodi sterza ancora Giulia Parodi, stata bravissima la numero 20 Petroz a recuperare l'errore di qualche istante prima. Buono, vede la porta e calcia! Milone in calcio d'angolo, poi suona la carica. Buono, primo calcio d'angolo per i padroni di casa, lo andrà a battere lo vecchio, si fa sentire anche il pubblico delle Aquilotte. Calcio d'angolo dalla sinistra, lo vecchio alza entrambe le mani, arriva il pallone in aria, troppo dalle parti di Milone che in maniera rapida rimette il pallone in gioco, che schizza sui piedi di Gueli, questa volta è bravissima, fa gol ad evitare la minaccia. Con calma Ceppari battere questa rimessa laterale, si fa vedere a Cornero, ancora la numero 8 non trova Gueli in avanti, a duello con Pozzi, ha vinto il terzino di Salterio. Alta rimessa per il Moncalieri, cala un po' il ritmo, siamo giunti al 32esimo minuto sul cronometro. Spezia 0, Moncalieri 1. Per ora la sta decidendo Pamela Gueli. Mellano viene incontro
come è il suo solito fare in queste rimesse laterali. Poi viene atterrata da Pozzi e allora calcio di punizione per il Moncalieri. Con calma, piano piano, acquista sempre più metri. L'ha preparata così il tecnico Maurizio Ferrarese. Fischia l'arbitro, Gueli lancia dentro l'area di rigore, sporca la sfera Lehmann, concede il secondo calcio d'angolo per il Moncalieri, anche il terzo di questo pomeriggio. Ora vanno a formarsi le coppie in aria. Occhio a Repetti, la più alta lì dentro, anche con una marcatura non proprio a uomo di Monetini. Altra volta calcio d'angolo battuto corto, Gueli trova la schiena dell'avversario, Ciccarelli, e allora altro calcio d'angolo per il Moncalieri. Questa volta Burala si posiziona fuori dall'area, allora Gueli sicuramente andrà direttamente in area di rigore. Arriva lo spiovente di Gueli, proprio Repetti va su questa palla. Poi occhio alla ripartenza dello Spezia, a cercare Codeka, passaggio impreciso, chiamata in causa Milone, lancio anche per lei, cercare Mellano, chiude De Zotti, Gonsalves prima di tutti, poi gioco di prestigio nella numero 9, Gueli contro Monetini, non trova Mellano, bravissima De Zotti, prende il pallone, anche a subire fallo da Mellano. Poi qui Mellano va a mettersi davanti alla battuta, non ha concesso il metro obbligatorio, dovrà ribattere Martina De Zotti. Stavolta non cerca i suoi compagni in avanti, si affida a Fagol, Lehmann e ancora De Zotti. Monetini si alza, va direttamente a cercare, buono l'aggancio, non è dei migliori anche per lei. La splendida chiusura di Aimetti, una partita da gigante Aimetti, non ha sbagliato in pratica niente. Arriva il cross di Monetini, Parodi aggancia, ma non trova maglia amica, alla fine va alla conclusione, c'è stata una deviazione e allora parità per quanto riguarda il conteggio dei calci d'angolo per Spezia e Moncalieri. Tanto è a terra la numero 21, la numero 20, pardon, Petroz. Calcio d'angolo per lo Spezia, sono tutte lì davanti a Milone. Ora fanno un trenino sul secondo palo, arriva lo spiovente in aria, poi De Zotti c'è andata con le mani, si riprenderà con un calcio di punizione dentro la propria area per quanto riguarda il Moncalieri. Traversone di Lovecchio lungo per tutti, 35 e 50 sul cronometro. Dicevo, partita impeccabile fin qui di Aimetti, una curiosità, la classe 2001, fa anche parte dell'esercito italiano. Beh, se difende la sua porta come il nostro stato, diciamo che siamo in mani sicure. Mellano, Burala cerca ma non trova ancora la numero 7, spazza via Lehmann. Rimessa laterale per il Moncalieri, ritmi che si sono abbassati questi ultimi minuti. Tamburini in avanti, non trova Gonsalves, chiude ancora bene Ciccarelli. Classe 95 napoletana, più di 90 presenze con questa maglia, quarta stagione nello Spezia Women. Qui ancora Ciccarelli, Codeka, buono vede la porta ma non si fa ingolosire, aspetta rinforzi sulla destra, rinforzi arrivano e si chiamano Pozzi
arriva anche il cross in area, qui poi Milone sopra la testa di Codeka sul traversone sporcato, se non ho visto male, da Petroz. Pallone che comunque termina tra le braccia di Milone. In avanti a cercare Gueli, De Zotti prima di lei, Buralà seconda a Buono, poi il possesso è sempre della Moncalieri anche se ora lo perde. Buono qui, falciata da dietro, fallo commesso da Gonsalves e arriva anche la prima ammonizione casa rosso-blu, la seconda scusate, è stata ammonita un paio di minuti fa Repetti. Allora anche Gonsalves si iscrive sulla lista dei cattivi. Punizione per lo Spezia, vediamo come ne approfitterà Lo Vecchio. Direttamente in porta o cerca Gloria in mezzo? Va direttamente in porta. Ancora Elisabetta Milone a dire la sua tra i propri pali. Con calma ora il Moncalieri. Petroz, lancio in avanti per Mellano, chiude benissimo Pozzi. Mi viene da dire la migliore delle sue compagne fin qui, Elisabetta Pozzi. Buono da destra verso sinistra, poi Lo Vecchio addosso a Gonsalves e poi allora Mellano sterza, ritrova ancora Gonsalves, sale Repetti, eccola accontentata, a fondo Moncalieri, Repetti, Gonsalves, arriva il cross, Lehmann gigantoneggia, poi Buralà, sinistro da dimenticare, che termina addirittura in rimessa laterale. 39esimo minuto sul cronometro, Spezia 0 Moncalieri 1. De Zotti ancora per Pozzi, alza un campanile dove Gonsalves arriva comunque seconda allo Vecchio. Repetti mette giù il pallone, poi ricomincia dai metti. Milone da sinistra si viaggia verso la destra, ancora Milone, Repetti, posizione insolita per lei da playmaker, che poi sbatte addosso a De Zotti. Allora possibilità per lo Spezia, ma indovinate un po' chi c'è lì dietro a mettere un po' d'ordine, sempre ai metti. Monetini, Lehmann, ricomincia lo Spezia, Pozzi a muro da Faggol, in avanti Parodi prolunga la traiettoria, occhio perché c'è Lo Vecchio da sola, poi qui va la conclusione centrale, troppo centrale per Milone. 4,5 al termine di questo primo tempo, Spezia 0 Moncalieri 1, la sta decidendo finora Pamela Gueli. Buralà, lancio in profondità per Codeka, altro passaggio impreciso, troppo lungo, non si è accesa Codeka, anche perché non è che gli sono arrivati palloni interessanti da quelle parti. Repetti contro due avversari, difende benissimo il pallone, poi Tamburini in avanti, Lehmann sbetta, De Zotti conquista il fallo, poi allontana il pallone a Cornero. Direttore di gara grazie alla numero 8, calcio di punizione per lo Spezia. Ciccarelli, si defila Monetini, si accentra Lo Vecchio, si accentra anche dalla destra Pozzi, solo Faggol a difendere la propria squadra. Arriva lo spiovente di Ciccarelli un po' troppo corto. Allora Gueli poi va a prendere il pallone, occhio al contropiede del Moncalieri perché si è defilata benissimo Mellano a duello con l'avversario. Mellano si butta dentro Gonsalves, dribbling secco, Mellano alto, ha graziato Sensi sul calcio di punizione tutt'altro che impeccabile di Ciccarelli. Poi Gueli come sempre ha fatto la scelta più giusta,
ovvero allargare sulla destra per Mellano. Il suo destro però non è giunto a destinazione. Monetini in avanti per Codeca, Repetti fa ancora una volta un gran lavoro in fase di copertura. A Cornero non vince il contrasto, perde la sfera e allora occhio perché il pallone è per Buono, va sulla destra, Buono ancora, vince il duello, Buono, cross dentro, murato sul più bello Parodi, poi Codeca non trova lo vecchio, Repetti a togliere la minaccia, De Zotti seconda su Gonsalves, e poi Tamburini, lancio in profondità, si salva il Moncalieri. A Cornero si rifugia ancora da Repetti, Miscalma, poi non chiede l'1-2, infatti Mellano gli dà una palla che non si aspettava la numero 19. Monetini ancora addosso a Repetti, conquista metri lo Spezia in questi minuti finali. 44esimo minuto sul cronometro, lancio in profondità, Lehmann prima di Gueli, Mellano scappa via Gueli, vorrebbe il pallone che arriva ora, ma Lehmann ancora fa bene la retroguardia, poi così e così sul tocco di ritorno verso la sua compagna, e allora Repetti con calma gestisce all'indietro la Milone, lei non proprio calmissima, scaraventare questo pallone in out. Due palloni in campo, uno ora è stato messo fuori dallo staff dello Spezia. Monetini con le mani, si fa vedere Buono, preferisce andare da Codeca, svetta per Allovecchio che si fa oscillare troppo il pallone sul piede Buono, e poi Tamburini senza tante pretese, senza tante esitazioni a lanciare il pallone il più lontano che può. 40 secondi allo scadere del primo tempo più eventuale recupero. Lehmann, Pozzi, attaccata da Petroz, poi da Ceppari, il pallone al centro del centrocampo, ma c'è stata una spinta subita da Pozzi ai danni a favore di Ceppari. Tanto il direttore di gara segnala 2 minuti di recupero, allora si giocherà fino al 47esimo. Lehmann, Monetini, Buono, dall'altra parte splendidamente per Pozzi, bravissima poi Petroz a mettersi davanti. Mellano prende il tempo a De Zotti e porta il pallone lontano. Mellano guarda in avanti Gueli ma non la serve, preferisce andare da Gonsalves, poi sbaglia il pallone di ritorno verso la numero 7. Poi Buono contro 3 maglie blu, non vince il pallone, allora Tamburini in avanti, svetta Monetini, Burala è sola, ora alza il pressing De Zotti ma non perde la sfera il Moncalieri. Gueli, in qualche modo il Moncalieri perde il pallone, lancia in profondità per Parodi, chiude benissimo Petroz dall'altra parte, rimessa laterale per lo Spezia che chiuderà a questo punto il primo tempo attaccando. Monetini, De Zotti, alzano i decibel anche i tifosi bianconeri. Qui Monetini, cross in mezzo, non trova però né Parodi e né Pozzi sul secondo palo, e allora con tutta la calma, dalla calma del mondo, Elisabetta Milone va a raccogliere la sfera, posizionarla nell'area piccola. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. Milone lancia in profondità il pallone, Mellano lo va a rincorrere, Pozzi fa bene la guardia ma non ha fatti i conti perché l'ultimo tocco è di una calciatrice bianconera. E allora Gueli in avanti a cercare Mellano, si rinnova il duello tra la 7 e la numero 14, poi qui Gueli, il pallone gli sbatte addosso, chiude bene Fagol, la spinta di Gueli. Finisce qui il primo tempo, Spezia 0, Moncalieri 1.
ha segnato Pamela Gueli, lei che sta decidendo questo primo tempo. Noi ci fermiamo per l'intervallo e poi qui dritti per il secondo tempo. Vi lasciamo le immagini delle interviste dei due direttori generali e dei due mister. Siamo qui al Colli di Luni per seguire l'incontro tra Spezia Women e Moncalieri. Siamo con il direttore generale Marco Zanotti. Buon pomeriggio direttore. Volevo chiedergli innanzitutto che partita si aspetta. Partita difficile perché Moncalieri è un'ottima squadra, conosciamo bene l'allenatore che è stato da noi. Credo che sarà una bella partita perché tutte le due squadre vorranno ottenere il massimo risultato per motivi opposti. Noi per dare una spallata al campionato, Moncalieri per rimettersi in corsa dal momento che sta inseguendo a parità di risultato. Credo che sarà veramente una bella partita. Ad inizio stagione pensavate di stare nel primo posto, dato che comunque sono arrivati innesti importanti, tra cui anche il mister, che è uno che questa categoria lo conoscono in tanti? Allora, diciamo che l'obiettivo era quello di fare un campionato importante e migliorare ciò che è stato fatto l'anno scorso col quarto posto. Non ci nascondiamo, il patrono, il presidente vorrebbero tentare di salire di categoria, quindi non usiamo mezze misure, vogliamo tentare di vincere questo campionato. L'obiettivo era quello, in corso d'opera abbiamo verificato che si poteva fare e quindi siamo qua e ci proviamo fino alla fine. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per la partita. Se può avvenire il tecnico dello Spezia Women, Roberto Salterio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, le faccio una semplice domanda. 13 vittorie in 13 partite, 39 punti, meglio di così non si può fare, 50 gol fatti, 5 subiti. Si può migliorare dove e come? E se, ovviamente. Ovviamente si può migliorare sempre, noi siamo partiti bene, stiamo lavorando bene, sappiamo che oggi sarà una partita complicata, quindi cercheremo di portare avanti quello che abbiamo fatto finora facendo il meglio che possiamo, insomma. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo anche a lei, mister. Può venire gentilmente il direttore generale del Moncalieri, Antonio Landolfi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie. A lei le faccio la stessa domanda del suo collega. Che partita si aspetta? Penso una partita innanzitutto bella, combattuta, come sono state le partite dello scorso anno. Ci aspettiamo appunto una partita dove le due squadre comunque si affronteranno, come si può dire, lealmente in un bel modo, come è successo appunto l'anno scorso. Noi speriamo chiaramente di fare bene. Siamo arrivati carichi, siamo a 6 punti dalla prima, quindi dallo Spezia, e cercheremo di fargli perdere i primi punti di classifica, visto che hanno vinto tutte le partite. Questo sì. Le faccio una domanda sul mercato. È arrivata pochi giorni fa Claire Deschamps, classe 2000, difensore. Arriveranno altri innesti? Allora, mi stiamo ancora valutando col direttore sportivo Davide Catalano, che sta facendo veramente un grandissimo lavoro da 1 anno e mezzo a questa parte, e stiamo ancora facendo le valutazioni. Allo stato attuale la rosa è questa, riteniamo una rosa molto competitiva. Se possiamo fare dell'altro non ci tireremo indietro per rimpinguare un po' il nostro organico, assolutamente sì. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo anche a lei. Grazie. Il tecnico del Moncalieri, Maurizio Ferrarese. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi. A lei le faccio una semplice domanda. Venite da 3 vittorie consecutive, poi nell'ultimo turno avete riposato. Ha paura che questo giochi a vostro sfavore, dato che siete stati anche sorpassati alla Pro Sesto?
ma sicuramente i periodi di pausa non aiutano, perché poi non sai mai come ti ritrovi, però niente, questo è, quindi il campionato ci ha imposto questo turno di stop e quindi di necessità virtù. Che partita sarà? Dura perché lo sappiamo, il campionato sta dicendo che lo Spezia ad oggi non ha mai perso, ha sempre vinto, sappiamo di incontrare la squadra super forte, super favorita, però bene, dai, vediamo un po' a che punto siamo. Per noi è un modo anche per capire dove siamo arrivati, no? Perché dall'inizio che stiamo cercando di crescere, e di partita in partita abbiamo dei segnali positivi e meno positivi, e oggi sicuramente saranno di quelle partite dove ci darà un segnale, penso, no? Su quello che possiamo e dove siamo. Il 15 gennaio c'è stato anche il sorteggio di Coppa Italia, il 2 marzo giocherete contro la Spezia Women, un sorteggio che poteva andare meglio? Sicuramente sì, però dai, dicevo, adesso noi in Coppa Italia abbiamo giocato contro l'Ivrea, combinazione del campionato, ci ha messo l'ultima di campionato con l'Ivrea e abbiamo fatto andata e ritorno con l'Ivrea, quindi in un mese abbiamo giocato 3 volte con l'Ivrea. Adesso giocheremo con lo Spezia, quindi niente, vabbè, poi però una partita per volta, ovviamente adesso noi dobbiamo concentrarci sulla partita di oggi e niente. Lei è arrivato a ottobre 2023, terzo posto lo scorso anno, insomma sta facendo grandi cose, le faccio innanzitutto i complimenti. Dove può arrivare questa squadra? Intanto grazie e complimenti che di giro alle protagoniste vere che sono le ragazze. Può arrivare, secondo me le ragazze hanno un margine di crescita importante e noi stiamo cercando di lavorare proprio per cercare di crescere sempre più, indipendentemente poi da quello che poi è il discorso della domenica. Ritengo che poi il risultato sia una conseguenza un po' della prestazione. Sappiamo che dobbiamo crescere tanto, ne siamo consapevoli, ci stiamo lavorando, le ragazze ci stanno mettendo tanto impegno perché poi gli va riconosciuto. Io poi non sono mai tanto contento, però è giusto riconoscerglielo, e l'anno scorso bene, perché secondo me si è fatto bene, quest'anno ad oggi cosa devo dire? Se poi davanti c'è una squadra che le ha vinte tutte, gli dai la mano e gli dici complimenti. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo ad entrambe le squadre. Grazie a voi.
Siamo tornati per il secondo tempo di Spezia Women Moncalieri. La sta decidendo Gueli, quella che ora mette il pallone al centro del campo, pronta a battere questa ripresa. Prossimo match che lo Spezia avrà il turno di riposo, mentre invece il Moncalieri giocherà in casa contro il Monterosso. Nella prima giornata di ritorno all'andata è finita 2-1 a favore della squadra di Ferrarese, nel segno di Gueli e Ceppari. Prendono posto anche gli assistenti di gara. Prima però un ulteriore check delle porte. Non ci sono stati cambi, quindi si ricomincerà con Sensi, Pozzi, Lehmann, Faggol, Monetini, De Zotti, Lovecchio, Ciccarelli, Buono, Codeca e Parodi per quanto riguarda lo Spezia, mentre invece Milone, Petroz, Aimetti, Tamburini, Buralà, Gonsalves, Accornero, Repetti, Gueli, Ceppari e Mellano per quanto riguarda il Moncalieri. È iniziato il secondo tempo, il pallone che va dalle parti della difesa del Moncalieri. Tamburini in avanti per Ceppari, non si è vista molto la numero 11, 7 gol in campionato più 3 in Coppa, una stagione quindi è arrivata già in doppia cifra. De Zotti, Faggol, Lehmann, giro palla bianco-nero da destra verso sinistra, lancio in profondità, Codeca, anche lei si è vista poco. Qui poi Buralà si soffia via il pallone tra i piedi di Buono. Mellano di prima non trova Gueli, ancora bravissima Pozzi, la migliore dello Spezia in questo pomeriggio, Elisabetta Pozzi, calciatrice molto affidabile. Monetini, tanto si è alzato un fumo pazzesco qui al Colli di Luni proveniente dalla parte sinistra della tribuna. Mi sbaglia Pozzi, Gueli in avanti per Accornero, Faggol prova a difendere questo pallone, ci riesce facendolo carambolare addosso alla numero 8. Rimessa Spezia, Buono, attaccata da Bularà. Poi Repetti, qui in difficoltà, gli soffiano via il pallone, lancio per Parodi, Parodi, ancora Milone, non è finita, Parodi, Codeca ancora una volta, la difesa del Moncalieri è perfetta, perfetta, Tamburini, poi Mellano, non riesce l'1-2 con Gonsalves, lancia ancora verso Giulia Parodi, sovrastata questa volta da Petroz. Possesso è comunque dello Spezia, che ora prova ad alzare i giri del motore con Pozzi, ancora verso Lovecchio, si butta dentro Pozzi, Lovecchio va al cross, trova la deviazione di Petroz. Primo corner del secondo tempo è a favore dei bianconeri. Ciccarelli sul punto di battuta, come sempre. 5 maglie bianco-nere a riempire l'area piccola di rigore. Arriva il cross di Ciccarelli. Sovrasta tutti, però il suo cross nessuno lo raggiunge. E alla fine Tamburini riesce anche a portarsi a casa la rimessa laterale. 3 calci d'angoli per quanto riguarda lo Spezia questo pomeriggio. Nessuno ha messo cattivi pensieri a Milone. Qui Lovecchio va a recuperare il pallone, Monetini lancia in avanti, schizza verso Codeca, Milone prima della numero 18, poi lancia in profondità, Guelli si allaccia con Faggol, poi il pallone ancora per Monetini che prende la sfera prima dell'avversario. Pozzi, Ciccarelli subisce fallo
da Gonsalves, reclamano l'ammonizione qui dalla tribuna, non accontenta però l'arbitro Papi, finora sta comunque dirigendo un'ottima gara. Ricordiamo il big match del girone A, prima contro terza. Monetini si sbraccia, Parodi al centro, viene a accontentare a Codeca, cross dentro, Parodi non ci arriva, il pallone rimane lì, Milone a mettere un po' d'ordine. Splendida ancora una volta Imetti a sporcare qualunque pallone viaggi nella propria area di rigore. Se non riesce ad arpionarlo e ad evitare la minaccia, riesce comunque a metterci una pezza ogni volta. Repetti con le mani. Mellano viene incontro. Mellano incontro e Gueli lunga. E poi non riesce a confezionare il possesso. La numero 7 pensava di trovare la sua numero 10 lì vicino, invece aveva preso posto tra le due centrali bianconere. Cornero tocca il pallone, ma non in maniera ottimale, rimessa laterale per lo Spezia dalla zona sinistra del campo. Monetini viene incontro buono, prova a girarsi ma non ci riesce, poi vince il duello con Mellano, poi va a complicarsi un po' la vita. Poteva allargare qui sulla destra la Pozzi, il pallone che comunque sulla destra ci va, poi lancio in profondità a cercare Gloria, invece si trova sempre solo Elisabetta Milone. Va lunga la numero 1, non trova Mellano, ancora una volta la chiusura di Monetini, poi Repetti. Repetti classe 2005, giovanili di Juve, Napoli, Lazio, poi quest'anno si è accomodata, ma neanche tanto, al Moncalieri. Tanto sacrificio in campo, splendide chiusure difensive. Tanto qui Ciccarelli, si crea lo spazio e carica la conclusione. Milone! Milone! E ora Ciccarelli che andrà a battere il calcio d'angolo. Si prende tutti gli applausi della sua curva. Corner numero 2 per lo Spezia in questo secondo tempo. Arriva lo spiovente di Ciccarelli. Qui poi il pallone finisce ancora una volta tra le braccia di Milone. È andata il capitano De Zotti sul secondo palo a schiacciare la conclusione. Centrale tra le braccia del portiere. Ora alza il pressing la squadra di Salterio. Buono. Sombrero vede la porta, calcia, sporcato. Parodi prova a girarsi. Codeca va a terra, non c'è nulla. E allora può ripartire Tamburini. In un secondo momento poi riesce ad andare da Gueli. Mellano tiene il pallone in campo ma non vince la sfera. Passaggio impreciso di Monetini. Alla fine va a complicarsi la vita lo Spezia con Lehmann che è costretta a regalare la rimessa a Repetti. Gonsalves attaccata da De Zotti, filtrante per Gueli che si gira e calcia. Sensi la fa sua. Buono. Ottimo lo stop. Pozzi attacca a 3 lo Spezia con Codeca che prende il centro dell'attacco. Un Parodi che si defila. Intanto qui si va a complicare la vita al Moncalieri. Il pallone che schizza. Giulia Parodi addosso a Petroz. Pallone poi fuori dall'area con Milone che esce dalla porta e ora va ad agguantare in presa alta la sfera. Buona occasione per lo Spezia, non è riuscito a concretizzare. Repetti, cioè tutto il Moncalieri dietro la linea del pallone, solo Gueli lì davanti. Costruire così sarà faticosissimo
per i restanti 37 di partita. Codeka sguscia via, trattenuta con astuzia e furbizia dai Metti. Poi si accascia anche a terra con Milone che scaraventa il pallone fuori. Cure mediche in corso per la centrale di Ferrarese. Un po' sospetta secondo me la trattenuta in area di rigore. Fatto sta che comunque con Aimetti non si passa o in un modo o nell'altro. Qui a Cornero va a confrontarsi con il suo tecnico. Si è vista poco in fase offensiva la numero 8, più quantità che qualità questo pomeriggio. Rimessa laterale per lo Spezia, con le mani Ciccarelli, prova a far accendere Parodi, cross in aria, Codeka non prende posizione, poi con il destro ha tentato Lovecchio di pochissimo fuori. Codeka aveva gestito benissimo il pallone in questa occasione, proprio per accomodare nel migliore dei modi Lovecchio. Il suo destro però è finito di poco fuori. Ancora Spezia dalla destra, buono, arriva un altro cross, non c'è stata deviazione e allora si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Moncalieri. 11 di gioco di questo secondo tempo. Spezia 0, Moncalieri 1. Finora la sta decidendo Pamela Gueli sull'errore di Faggol. La numero 10 si è impossessata del pallone, si è presentata davanti a Sensi e ha siglato lo 0-1. Eccola ancora Gueli, prova a costruire dalla destra, sterza, si prende il fondo, finta e poi si prende il calcio d'angolo, il primo di questa ripresa per il Moncalieri contro i due battuti dalla formazione di Roberto Salterio. Gueli dalla bandierina, arriva il cross per Repetti, De Zotti prima di lei e occhio perché qui parte il contropiede dello Spezia con Buono, si sbraccia dall'altra parte Codeka, non viene accontentata, il possesso è sempre bianco-nero. Il Moncalieri che però si è risistemato tutto in fase difensiva, come sempre lascia sola Gueli lì davanti. Pozzi all'indietro, Buono, si sposta il pallone per il traversone, ci mette qualche secondo di troppo e allora prova a ripartire il Moncalieri con Ceppari, evita la scivolata di De Zotti ma non Lehmann. Qui il passaggio di Buono non va a buon fine, allora mettere un po' di ordine Buralà a Cornero, Mellano, un po' di spazio, c'è Repetti che corre sulla destra, ecco la servita, va a riempire l'area Ceppari, Repetti, Mellano, alto, aveva corso bene il Moncalieri, non si può dire lo stesso invece dello Spezia. I centrocampisti e gli attaccanti non sono andati in rinforzo a Pozzi, Lehmann, Faggol e Monetini. Questa era una grande occasione per il Moncalieri. Ciccarelli da sola, completamente sola al centro del campo. Codeka prova a tagliare Parodi, preferisce andare ancora da Ciccarelli che vede la porta e calcia Milone in due tempi. 14° minuto sul cronometro, Spezia 0, Moncalieri 1. Ceppari, Gueli difende benissimo il pallone, ancora Gueli,
a Cornero. Burala, ancora Repetti da sola sulla destra ad affrontare Monetini. Gueli vuole girarsi, Mellano taglia Ceppari sul secondo, Mellano vuole il mancino, palo, poi a Cornero, addosso all'avversario, occasionissima per il Moncalieri al 15°. Il palo di Mellano grazie a Sensi e lo Spezia. Ancora nessun cambio tra Spezia e Moncalieri. Mellano, Ceppari, ancora Mellano, danza sul pallone, poi all'indietro per Petroz, di prima in avanti non trova Gueli. Gonsalves non impeccabile sul rimbalzo del pallone, poi con furbizia commette fallo e allora calcio di punizione per lo Spezia. Lo ha guadagnato Lo Vecchio, lancia in profondità, Codecà sempre seconda su Aimetti, poi Burala, Mellano difende bene il pallone, poi sul contatto casca, non c'è niente per il direttore di gara. Pozzi, Ciccarelli, doppia finta, si libera di due avversari ma non riesce ad affondare, allora addirittura all'indietro da Lehmann. Monetini alza il pressing Gonsalves chiudendo lo spazio in avanti. Pozzi in qualche modo mette giù, affronta Ceppari ma non riesce a superarla, guadagna comunque una rimessa laterale che Ciccarelli batte in maniera frettolosa. Parodi contro Ceppari, prova a passare la numero 19, perfetta invece la numero 11, il Moncalieri che prova a uscire senza però trovare esito positivo. Poi ancora bravissima Gonsalves a non far girare l'avversario. Gueli prova a prendere l'affondo mancino, Gueli, c'è Mellano dentro l'area di rigore, Gueli si ferma, sovrastata e si prende anche il calcio di punizione. Perfetta Pamela Gueli. Si è fatta 30 metri di campo la numero 10, poi è stata addirittura triplicata. In quella posizione ha preso il massimo, ovvero un calcio di punizione ghiotto per il Moncalieri. XVII minuto sul cronometro. Spezia 0, Moncalieri 1. Ancora nessun cambio per entrambe le compagini. Una mossa per mister Salterio potrebbe essere Sansevieri con la numero 20, la giovane calciatrice bianconera, una delle protagoniste dell'Under 19 dello Spezia. Dall'altra parte vedremo se ci sarà spazio per il nuovo acquisto Claire Deschamps, classe 2000. Non credo, perché il Moncalieri sta difendendo in maniera impeccabile questo pomeriggio, quindi forse il suo debutto dovrà farsi ancora attendere. Calcio di punizione per il Moncalieri. Burala, parte il traversone sul secondo palo, non ci arriva Petroz, chiudere l'azione, allora il pallone che sguscia oltre il rettangolo di gioco. Sensi ora si sbriga a rimetterlo dentro, prova a ripartire lo Spezia, buono a collegare il centrocampo con l'attacco, è proprio lei che sbaglia. A Cornero ne approfitta, vede la porta, scarico sulla destra per Mellano, Mellano punta Monetini, Mellano entra dentro l'area di rigore, fermata benissimo da Monetini, lancia anche il pallone in avanti ma lo raccoglie Burala. Repetti, sguardo in mezzo, arriva il cross,
dove ci arriva Ceppari, riesce a toccare il pallone ma non a indirizzarlo in porta, e allora semplice rimessa dal fondo per lo Spezia. Lehmann, Monetini in avanti, corre Lovecchio, fa benissimo la retroguardia Aimetti sull'uscita bassa di Elisabetta Milone. Lancio lungo di Milone, cercare Mellano, De Zotti prima, poi Repetti, grande gara per lei, anche gran palla per Gueli, prova a girare per Mellano, bravissima Monetini, chiudere l'azione. Rimessa laterale per il Moncalieri, Repetti, c'è il cambio, esce Gonsalves, entra Correale, allora eccolo il primo cambio, la prima sostituzione per mister Ferrarese. Toglie un ammonito mister Ferrarese, dentro Correale con la numero 25, rimessa per il Moncalieri, Repetti, Correale a toccare il primo pallone di questo pomeriggio, Mellano, arriva il cross di Gueli, Sensi con le mani, Sensi in avanti, trova Codeca, Parodi, occhio perché si scopre un po' il Moncalieri, Parodi la butta giù, Burala si prende, anzi no, non si è presa l'ammonizione, infatti reclamano le ragazze di Roberto Salterio, volevano la terza ammonita di questo pomeriggio, oltre a Gonsalves che è uscita, anche Repetti sul taccuino del direttore di gara. Ora punizione per lo Spezia, Ciccarelli sul punto di battuta. Quattro in barriera per Elisabetta Milone, sistema la barriera, c'è Pozzi, la parte destra placcata da Cornero, fischia l'arbitro, parte Ciccarelli sul fondo, potente ma impreciso il mancino della numero 10. Un cambio dunque per il Moncalieri, 0 per lo Spezia. Burala non trova Mellano sulla destra, rimessa per le bianconere con Monetini, viene incontro Codeca, la prende però buono, arpionata da Repetti, lancio in profondità per Codeca che prende il tempo da Demetti, Codeca crossa dentro, Pozzi ha segnato Elisabetta Pozzi per il primo gol stagionale, è 1-1. Si scatena il Colli di Luni per il primo timbro con questa maglia di Elisabetta Pozzi. A Gueli risponde la numero 14. Si è accesa Codeca, si è accesa anche la Spezia. Primo errore di Aimetti e primo gol subito in questo pomeriggio dal Moncalieri. Vince il duello la numero 18 su Aimetti, corre sulla fascia sinistra e poi Pozzi bravissima a seguire azione e a chiuderla. Ora lo Spezia prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo con Mellano che arriva a seconda, De Zotti si lotta al centro del campo, Mellano va a riprendersi il pallone, poi donna scuscia via a Ciccarelli. Ogni volta che prende il pallone la numero 10 si infiamma il pubblico dello Spezia.
Ceppari qui sbaglia, e allora De Zotti, qui Lovecchio non trova Codecà. Lehmann ha fatto ben poco il Moncalieri questo secondo tempo, lancio per Codecà che la mette giù, poi non trova maglie amiche, allora Ceppari prova a suonare la carica per le sue ma non riesce, allora Pozzi sbaglia qui, Pozzi regalando il pallone a Cornero, prova l'1-2 con Mellano, tanti errori in questa fase di gara. Ciccarelli sventaglia dentro per Codecà, Milone perfetta. 24:30 sul cronometro, abbiamo girato la boa di questa ripresa, ha ristabilito la parità Elisabetta Pozzi, qui Repetti non passa su Monetini, all'indietro da Correale, Gueli crossa in mezzo, Lehmann bravissima a togliere la minaccia, e occhio perché può scaturire anche il contropiede delle sue, con Codecà si defila Parodi, Codecà la trova ora, Parodi a duello con Petroz, Parodi addossa all'avversario, calcio d'angolo per lo Spezia, e ora si fa sentire anche Roberto Salterio, si alza dalla panchina, vuole dare la carica alle sue ragazze. Meno di 20 al termine, Ciccarelli sul punto di battuta, terzo corner per le Aquilotte in questa ripresa. Ciccarelli, arriva il cross in mezzo, la tocca De Zotti e poi Petroz libera, poi bravissima Burala, occhio al contropiede rosso-blu, Mellano corre tutta lo Spezia all'indietro, Correale ci mette un po' troppo, Burala, Repetti, non c'è nessuno in mezzo per quanto riguarda il Moncalieri, con quelli che si è defilata, Repetti in avanti, Mellano non riesce a restituire il pallone alla sua collega, allontana Pozzi, Codecà non è pressata, dall'altra parte per Giulia Parodi, mette giù bene, poi in avanti per Buono, il pallone gli sbatte sul tacco, allora prova ad uscire bene Aimetti, ora anche in fase offensiva si vuole far vedere, chiude dall'altra parte Faggol, rimessa laterale per il Moncalieri, Ceppari, Gueli, Ceppari prova a passare, Gueli vede la porta e calcia, addossa all'avversario a Cornero, non riesce nell'1-2 con Mellano, toglie Faggol il pallone da dentro l'area di rigore, c'è comunque la rimessa per il Moncalieri. Classe 2002, 10 presenze in campionato per Alex Faggol. Gueli, pallone che poi va sui piedi di De Zotti, allora occhio alla manovra bianconera, ancora il capitano a gestire e a trovare Lovecchio, si aprono gli spazi, Lovecchio vuole il destro, la prova, traversa! Ma non è finita, Codecà, c'è dentro Parodi, arriva l'altro traversone De Zotti, fuori, la traversa di Lovecchio, suonare la carica per lo Spezia e anche per il suo pubblico, tanto si è accasciata a terra la calciatrice di Maurizio Ferrarese. Si rialza Ceppari, ora va a prendere il posto vicino a Gueli, sono scambiate Ceppari e Mellano, infatti la potete vedere la numero 7 qui sulla fascia sinistra. Allora ha ridisegnato la formazione mister Ferrarese mettendo due centravanti, tanto Burala, Mellano chiude l'1-2 ma trova comunque Ceppari che perde il possesso, Buono a Cornero,
c'è Repetti dall'altra parte, solissima, ecco la trovata contro Monetini, prova a sgusciare via la numero 19. Bel duello tra lei e Monetini questo pomeriggio ai metti. Bouralar, Repetti, palla sulla destra per Correale, sul filo del fuorigioco si muove Ceppari, addosso a Lehmann, calcio d'angolo per il Moncalieri. Lo andrà a battere Gueli, le sue vicinanze che Bourala. Vediamo cosa fa al numero 10, si allontana Bourala, calcia direttamente in area di rigore Repetti, arriva seconda De Zotti, poi l'ultimo tocco è stato il suo e allora rimessa laterale per lo Spezia. Manca un quarto d'ora al termine. A Gueli ha risposto Elisabetta Pozzi. 1-1 qui al Colli di Luni. Repetti arriva prima di Lovecchio. Ora il Moncalieri ha ripreso ritmo, ripreso fiducia, passando anche a due attaccanti centrali, Gueli e Ceppari. Qui Bourala, Gueli, scodella per Ceppari, cross in mezzo, pallone poi che non esce. Fatto benissimo la copertura Lehmann, poi su Sensi, lancio in avanti, cercare Lovecchio, qui sbaglia lo Spezia. Bourala sbaglia anche lei, un po' di confusione. Ciccarelli con calma cerca e pesca buono, non riesce a confezionare questo possesso. Rimessa laterale per lo Spezia, si muove qualcosa nella panchina delle Aquilotte, sono tutte in piedi. Vediamo se ci sarà la prima mossa di questo pomeriggio per Roberto Salterio. De Zotti dall'altra parte per Monetini, scala Correale, Lehmann, De Zotti ha un po' di spazio, ora sale Bourala, spiovente per Parodi, alza la bandierina l'assistente Alessia Arpignano, fuori gioco per lo Spezia, è anche il primo di questo pomeriggio. Pescata in offside la numero 19. Ora Milone a battere questo calcio di punizione. De Zotti svetta, prepara la prossima mossa mister Ferrarese. Si tratta di Miglionico al posto di Ceppari. Non si è fatta vedere tantissimo in fase offensiva Ceppari, lei che insieme a Mellano sono le migliori realizzatrici del Moncalieri. Palla in avanti, Gueli, Bourala non trova la chiusura del triangolo con Gueli, bravissima ancora Faggol, e poi Parodi, si sbraccia Lovecchio, il pallone può finire in porta, troppo corto, lo prende Milone che fa amicizia anche con il vento. Questo pallone con il vento a sfavore non so dove sarebbe destinato. A Cornero, Mellano a duello con Pozzi, Mellano vuole il centro, dall'altra parte Bourala sul fondo, entrata Miglionico pochi minuti fa per quanto riguarda il Moncalieri, classe 2005, un gol, 2 assist, 15ª apparizione questa stagione e 6 da titolare. Qui prova Lovecchio, il pallone che può finire a Parodi, Mellano prima di lei e subisce anche fallo la numero 1 di Ferrarese. Duro scontro tra Parodi e Mellano, entrambi gli staff
medici sono entrati in campo. Giulia Millonico qui quest'anno, primo gol trovato e anche l'unico il 27 di ottobre contro la Lesmo. Tanto qui ne approfitta tecnico Salterio per dare qualche consiglio a Monetini. Gran secondo tempo per la numero 34. Approfitta anche il tecnico ferrarese per dire qualcosina alla sua calciatrice Correale, non è entrata benissimo in campo quest'oggi. Una partita comunque molto molto difficile. Seconda stagione con la maglia rosso-blu e anche seconda stagione proprio in questa categoria per Fabiana Correale, classe 2004. 0 gol in campionato ma 1 in Coppa Italia, anche un assist in questa stagione. Si rialza Parodi e Millone, allora si riprenderà con il calcio di punizione a favore della squadra ospite. Fischia l'arbitro. Si cerca Mellano, che mette giù il pallone. Duello con Ciccarelli, costretta all'indietro da Petroz. Scaraventa il pallone in avanti per Buralà, che ora ha alzato il suo posizionamento in campo. Come potete vedere, Miglionico al suo posto, lancia in avanti a cercare Codecà, che ora deve rincorrere il pallone quasi vicino alla bandierina. Monetini, arriva il cross, Parodi prima dell'avversario, non riesce però a fare la torre per Codecà, chiude il Moncalieri e guadagna anche la rimessa laterale. Bouralà si è alzata, ora fa coppia con Gueli al centro dell'attacco. Correale e a Cornero davanti alla difesa e a sinistra Miglionico, lancia in avanti per Gueli, a duello con Faggol, stavolta vince la numero 66. Rimessa dal fondo per lo Spezia Women. Eccola inquadrata Sensi, costruisce dal basso lo Spezia. Fa gol per Monetini, controllo non dei migliori. Miglionico prova a nascondere il pallone, in un primo momento ci riesce, non in un secondo però. Bravissima Monetini a tornare sulle sue tracce. Altro cambio per quanto riguarda il Moncalieri. Finisce la partita di Repetti, inizia quella di Deschamps. E allora esordio con questa maglia per Claire Deschamps. Al torto un esterno offensivo, il tecnico Maurizio Ferrarese, per mettere un difensore centrale. Vediamo come si ridisegnerà il Moncalieri. Rimessa rosso-blu. Gueli prova a girarsi. Boulara in avanti, non si intende né con Gueli né con Cornero. Allora ne gode Sensi, che lancia in profondità il pallone. Parodi di testa, Codecà con la coscia, buono, non riesce a costruire. E allora Mellano prova il sombrero su Pozzi, la numero 14 però non si fa superare, guadagna anche la rimessa laterale. Parodi in avanti verso la terra di nessuno, rimessa per il Moncalieri. 38:30 sul cronometro, 1-1 la Spezia Women e Moncalieri. Questo risultato può sorridere solo al Pro Sesto, attualmente a -5 dal primo posto.
Pozzi recupera il pallone, uno sguardo in aria, arriva il pallone indirizzato per Codeka, ma che trova solo a Cornero. Spezia ancora avanti. Pozzi con le mani. Chiamano il passaggio per Ciccarelli qui dalla tribuna. Il pallone invece va per Parodi. Vuole girarsi. Arriva il cross addosso alla numero 20 Petroz. E allora quinto calcio d'angolo del secondo tempo per lo Spezia. Sempre Ciccarelli sul punto ribattuta. Posiziona il pallone sulla lunetta. Vediamo dove finirà il mancino della numero 10. Arriva il pallone fuori aria. In qualche modo la sfera viene rimessa dentro da Buono. Poi Lo Vecchio in avanti. Milone la fa sua. Non ha mai sfruttato in maniera eccellente tutti i calci d'angoli lo Spezia. Lì potevano trovare le stature di Codeka e di Lehmann. Eccola la numero 4 a chiudere su Gueli. Buono in avanti, Codeka gestisce, resiste alla carica dell'avversario, poi non riesce De Zotti a trovare sulla destra Parodi. E allora Bolara si fa soffiare il pallone da Capitan De Zotti. E ora lo Spezia che vuole riproporsi in avanti. Parodi non trova Lo Vecchio. Petroz. Bolara. Ora può salire il Moncalieri col Miglionico. Vuole il fondo, ma trova soltanto la chiusura di Monetini. Possesso però ancora delle ragazze in maglia blu. Bolara si lotta al centro del campo. Poi commette fallo calciatrice della Moncalieri. Calcio di punizione per lo Spezia. Siamo entrati nel 42esimo minuto e c'è il primo cambio per lo Spezia. Entra Manea al posto di Lo Vecchio. Classe 2001, seconda stagione con i bianconeri. Ancora la ricerca del primo gol stagionale, un solo assist per lei. Vediamo cosa può dare all'attacco. Lancio in profondità. Sbaglia il primo pallone la numero 7. Rimessa laterale per il Moncalieri. Miglionico. Agganciata proprio da Manea. Riesce comunque a rialzarsi e a giocare il pallone Miglionico, senza però trovare esito positivo. A Cornero vuole mettere un po' d'ordine ma non riesce sul pressing vincente di Ciccarelli, che guarda la porta. Murata poi da Correale. Bourala porta a spasso, fa gol in questa occasione. Mellano non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa a Spezia. Buono. Parodi. C'è sempre dentro Codeka. Parodi. C'è il limite Buono. Ancora Parodi. Prova a superare l'avversario. All'indietro da De Zotti. De Zotti. Milone con la mano. Calcio d'angolo per lo Spezia. Tiro lento ma insidiosissimo del capitano di Salterio. Questa volta non sarà Ciccarelli, ma sarà Parodi a presentarsi dalla bandierina. 2 minuti al termine. Arriva il traversone di Parodi, forse l'ha toccata Tamburini. Sì, e allora altro affondo dei bianconeri. Buono. C'è Mellano che non gli dà un attimo di respiro. Ancora Buono. 2 avversari su di lei. Il pallone filtra, ma Mellano può buttarlo in avanti. Infatti così fa, ma non trova Gueli.
Ciccarelli in avanti, buono, prova a fare la torre, Manea sulla schiena di Codeka, poi il pallone viene rimesso dentro, poi buono tra le braccia di Elisabetta Milone e poi subito in avanti a non trovare Gueli, chiede calma il tecnico Maurizio Ferrarese. 1 minuto al termine, Ciccarelli, De Zotti, buono, la vuole, si gira, pensa al tiro che non gli viene concesso, ma il pallone è sempre bianco-nero. E allora Monetini prova a tagliare Parodi per lasciare spazio a Pozzi, chiude in maniera divina Mellano, rimessa laterale ancora per lo Spezia. Pozzi fa gol, sbaglia qui su Gueli, stavolta non siamo dentro l'area di rigore ma al centro del campo e non perde il pallone ma lo guadagna. Dall'altra parte Codeka, chiusa da Tamburini e poi Miglionico, Manea la tiene in campo, Lehmann, De Zotti lancia in profondità a cercare Parodi che non aggancia il pallone, poi Pozzi, Mellano vuole difendere questo pallone ma non ci riesce, arriva il cross dentro, in tuffo il difensore rossoblu e poi De Zotti, Manea, arriva il traversone, Milone. Siamo oltre il 45esimo, arriva il pallone, lo mette fuori Lehmann, poi Pozzi a lottare ancora con Mellano, Ciccarelli tiene il pallone in campo, corre Parodi ma corre prima di lei anche Petroz che evita l'affondo della numero 19, lancia in avanti, Bourala, Mellano, addosso a Ciccarelli, c'è il cambio, il quarto per il Moncalieri, entra Penna al posto di un'ottima Bourala, prepara il cambio anche mister Salterio, si tratta di Lisa Duce, esce Pozzi, colei che sta decidendo questo 1-1 tra la prima e la terza. Rimessa laterale per il Moncalieri, Petroz, Penna gioca bene il suo primo pallone, Correale sta prendendo sempre più confidenza la numero 25, qui non viene trovata Miglionico sulla destra sul lancio di Tamburini, possesso Moncalieri, Gueli non trova la sua collega lì davanti, il possesso è comunque per quanto riguarda la formazione ospite. Rimessa Moncalieri, 47-30, in avanti a cercare Gueli, si allaccia ancora con Lehmann, Gueli, il pallone per Accornero, Gueli, Murata la fa gol, non è finita, Mellano vuole il destro, si prende il fondo, atterrata da Lisa Duce, non c'è niente e allora occhio al contropiede dello Spezia, anche se il Moncalieri corre velocissimo all'indietro. Manea, si accentra Parodi, Duce, Codeka non gestisce bene questo pallone, chiude la difesa ospite, poi Milone che allontana De Zotti in profondità, sporca Tamburini, poi Codeka viene atterrata al limite dell'area da Aimetti, non c'è fallo. Manea contro Tamburini,
all'indietro, De Zotti alza il campanile che comunque Manea può giocare, Manea di testa fuori. La giocata di De Zotti poteva portare gloria per la sua squadra. Milone è stata anticipata da Manea, è entrata benissimo in campo questo pomeriggio. Milone chiude De Zotti, farà di spizza, buono, Milone ancora, lancia in profondità, Guelini ancora un po', ma Monetini più di tutti. All'indietro da Sensi che prende il pallone con le mani. Rinvio di Sensi, allunga la traiettoria De Zotti, Codeca anticipata dai Metti. Poi Deschamps, Monetini chiamano un fuorigioco dalla panchina bianconera, non vengono però accontentati. Gueli, occhio alla numero 10, qui subisce il fallo sia da Monetini che da De Zotti, calcio di punizione per il Moncalieri. Ultimi istanti di questo Spezia Moncalieri. Gueli sul punto di battuta, traffico in area di rigore, ora si abbassa anche Codeca per formare la barriera 3 di Sensi, fischia l'arbitro, parte il traversone di Gueli, Deschamps tocca ma non basta, Manè allontana anche Buono, poi sbaglia Parodi, ancora Gueli a difendere con i denti e con tecnica soprattutto questo pallone, in avanti per Deschamps, qui c'è rimessa laterale per lo Spezia, rapidamente lo batte, viene trovata benissimo dietro le linee Lisa Duce, Manea contro Miglionico, Manea vuole il fondo, Manea passa, Manea cross dentro, Codeca anticipata sul più bello da Tamburini, uno sguardo al cronometro, finisce qui, termina 1-1, Spezia Women Moncalieri che quindi confeziona il primo pareggio stagionale, rimangono comunque imbattute entrambe le compagini, sale a quota 40 in classifica e chiude in maniera, si può dire, perfetta lo Spezia di Roberto Saltiero. Quarto pareggio invece in stagione per quanto riguarda il Moncalieri di Maurizio Ferrarese, rimane comunque a -6, quota 34 in classifica. Squadre che si danno il 5, si complimentano. Sta per terminare anche la nostra diretta. A tra poco con le immagini, con le interviste delle protagoniste di questo Spezia Moncalieri.
Siamo qui in compagnia di Pamela Gueli, numero 10 della Moncalieri, colei che ha aperto le marcature di questo splendido Spezia Women Moncalieri. Allora, innanzitutto ti faccio i miei complimenti, ti chiedo che partita è stata? È stata una partita molto equilibrata, due squadre che comunque giocano in maniera diversa. Noi giochiamo sulle transizioni, loro attaccano le profondità e quindi è stata una partita di grande equilibrio, perché quando potevamo sbilanciarci sapevamo che andavamo in difficoltà sulla loro profondità, e di conseguenza è stata una partita bilanciata. Si sapeva che, come dire, chi passava prima in vantaggio aveva l'occasione di poter vincere, e poi dopo sarebbe stata dura poterla ribaltare. Si è concluso il girone di andata, tenete comunque a distanza di sicurezza lo Spezia, siete a -6, un giudizio su questo percorso? Il percorso nostro? Sì. Noi siamo una squadra molto giovane, nel senso che ci sono ragazze che è il primo anno che fanno questo campionato, e quindi non pensavano che questo girone fosse così difficile, con squadre come lo Spezia che, diciamo, in questo momento non sta sbagliando un colpo. Abbiamo provato noi a fermare la loro, diciamo, la loro strada, e sapevamo che era difficile. Gli faccio i complimenti perché è una squadra che ho sempre portato rispetto, come dico sempre, rispetto per tutti, paura per nessuno. Grazie mille Pamela, ti faccio ancora i complimenti. C'è un'altra protagonista, Bianca Maria Codecà, prego. Buonasera. Buonasera. Siamo in compagnia della numero 18, 21 gol stagionali, tante cose belle su di te. Oggi una partita difficile, che cliente è stato ai metti? È stata tosta, oggi è stata tosta, però sono comunque soddisfatta della nostra partita. Siamo andati in svantaggio, però non abbiamo mai mollato, abbiamo attaccato più non posso, e peccato che non ce l'abbiamo fatta con i 3 punti, però comunque sono contenta della nostra prestazione e delle mie compagne. Girone di andata perfetto, e innanzitutto vi faccio i complimenti. Ora c'è la sosta, tempo per respirare, per prendere un po' di fiato, e poi si ricomincia. Come affronterete questa sosta? Allora, magari non lo so se riposeremo questo weekend, comunque ci rilassiamo un attimo mentalmente, perché il girone di andata è stato impegnativo e per noi impeccabile, si può dire, e speriamo poi nel girone di ritorno di replicare quello che abbiamo fatto finora. 21 gol, quanti ne servono per la promozione? No, non lo dico, sono troppo scaramantica, non ne parlo. Grazie mille a Bianca Maria Codecà, dalla Colli di Luni è tutto, una buona serata da Matteo Bonacorsi.